Dopo l'ordinanza di ieri pomeriggio, poiché appunto la pubblicazione dell'ordinanza è avvenuta all'incirca alle 17 di ieri, venerdì 24 aprile, non abbiamo potuto procedere alla cosiddetta ordinanza di revoca, perché non dimentichiamo che i cimiteri in questo momento sono chiusi per ordinanza del sindaco. L'ordinanza a sorpresa di Zaia è stata tale per molti primi cittadini che non hanno avuto il tempo o il modo di attuarla. Non in tutta la Marche, infatti, i cimiteri sono ancora aperti dopo l'invito del governatore. È il caso per esempio di Silea, dove si riaprirà lunedì. Sul banco degli imputati lo scarso preavviso. Se avessimo avuto almeno, dico io, 3-4 ore di preavviso sull'intenzione di poter riaprire i cimiteri, tutti avremmo potuto riaprire effettuando le ordinanze in maniera corretta e avvertendo poi le aziende di gestione dei servizi cimiteriali. Camposanti aperti invece a Treviso capoluogo, dove lo stesso primo cittadino non nega qualche difetto di comunicazione tra livelli istituzionali, pur condividendo i contenuti del provvedimento. Anche se magari è mancata un po' di comunicazione, però l'importante è dare questo segnale di riapertura a partire dai mercati qualche settimana fa, oggi i cimiteri, che era tra l'altro uno di quei luoghi tanto desiderati dai nostri cittadini che comunque volevano e sentivano il bisogno di andare a riabbracciare i propri cari. E il sindaco così si rivolge ai concittadini. Io mi scuso se i cimiteri magari non sono in condizioni assolutamente perfette. In questa settimana, nella prossima settimana, faremo le manutenzioni e le pulizie, perché sono stati chiusi sia per i nostri cittadini ma anche per le ditte di manutenzione.